Qui leggete una cosa su Diofanto. Siamo a cavallo tra il secondo e il terzo secolo d.C. Allora, ai ragazzini della terza media si racconta che più per meno fa meno, meno per più fa meno e meno per meno fa più. Era difficile dirlo da parte dei greci, che consideravano soltanto numeri positivi, il numero negativo ancora non lo conoscevano. Però, mentre questo era banale, se questo è B, questo è C, e se volete questo è A, allora è banale che A per B più C è la stessa cosa che fare A per B più A per C, no? A per B è questo rettangolo, A per C è quest'altro, A per B più C è la somma di questi numeri. Quindi quello che noi diremmo adesso, la proprietà distributiva, era nota. Non era un conto, ma era una geometria. Quello di scrivere A meno B per C meno D, solo roba positiva, quindi A più grande di B, A più grande di B, C più grande di D. I greci sapevano solo i numeri positivi. Questo chiaramente sarà un numero positivo, il prodotto di due numeri positivi. Ecco, l'accorgersi che se io provo a scrivere questi tre viene una cosa negativa, e quindi per ottenere questo devo aggiungerci B per D, è un modo di scoprire che meno per meno fa più. Noi lo racconteremo così attorno al 1500, e però già Diofanto, a cavallo tra il secondo e il terzo secolo d.C., scopre una relazione di questo genere e ci si accorge che meno per meno fa più, è un modo di dire. Scrisse aritmetica in 13 volumi e fu detto il padre dell'algebra. Mentre la matematica greca fino ad ora era una matematica geometrica, Diofanto usa un altro sistema. La matematica è che sarà quello che poi noi diremmo l'algebra. Noi 800 anni dopo diremo l'algebra. All'inizio addirittura l'algebra sincopata, cioè cominciare a scrivere dei simboli invece che leggere delle parole. Ecco, qui vedete, noi scriviamo un polinomio scritto in quel modo là, no? Ecco, Diofanto scriveva già dei simboli che lì leggete. Ecco, li leggete due volte il quadrato del quadrato, quindi è quello che voi scriveste due volte x alla quarta. Poi il più non c'era ancora, il più arriva con 1300. 5 volte il cubo. Poi qui c'è un minus. Quando c'è il più non c'è bisogno di scrivere niente, quando c'è il meno c'è bisogno di scriverlo. Poi qui c'è scritto sempre il coefficiente viene dopo, e qui c'è un quadrato, meno 1 per l'unità. Questa è scritta nei caratteri latini, intendiamoci, ma per dire che Diofanto già comincia a scrivere delle formule che possono somigliare alla nostra algebra. Probabilmente tutti conoscono la provenienza delle parole algoritmo e algebra.
Tutti conoscono che esiste lo 0 e tutti conoscono che tra 0 e cifra forse non c'è grande differenza. Allora lo 0 era preso dagli indiani, gli arabi. Lo 0 arriva a noi attraverso gli arabi provenendo dagli indiani. Cifra è vuoto, che poi forse Leonardo, ma comunque matematici del 400 latinizzano in Zephyrum. Dalla parola cifra deriva la parola cifra, e siccome lo 0 era un segno mistico, per noi cifra anche vuole dire una cosa strana, quindi cifrario, forma cifrata, mettere in cifra. Quindi oltre il significato del simbolo per un numero c'è anche questo significato misterioso che proviene da questa parola cifra, che voleva dire vuoto e quindi corrispondeva allo 0. Un califfo vuole istituire una città del sapere con una ricca biblioteca. Diciamo che, fatte dalle proporzioni anche di dignità, potrebbe essere il Ministero della Pubblica Istruzione nostro. La città del sapere c'è la biblioteca, da notare non è quella di Alessandria, quella di Alessandria, che è stata la più grande biblioteca del tempo ellenistico, quella l'hanno bruciata. Questo è un califfo arabo e a Baghdad fonda una città del sapere e chiama tra gli altri un certo tale che è Abu Ja'far, figlio di Mohammed, Abu Ja'far Mohammed, figlio di Mosè, che proviene dalla regione di Khwarizmi. Khwarizmi è una regione a sud del lago di Aral. Al è l'articolo, quindi sarebbe Abu Ja'far Muhammad, figlio di Mosè, il Khwarizmita, diciamo, proveniente, come noi diciamo, trevisani o veneziani, anche lì c'erano dei nomi che provenivano da un territorio. Siamo attorno al IX secolo a.C., qui vedete un francobollo russo. L'opera di Al-Khwarizmi che diventa fondamentale è quell'opera lì. Al-Kitab al-Mukhtasar, quindi il libro, il conciso, Fissab sul calcolo, Al-Jabr con la restaurazione e l'opposizione. Cosa vuole dire questo strano titolo? Ecco, qui vedete una edizione moderna ovviamente del testo di Al-Khwarizmi. Al-Jabr ha il solito articolo. Jabr è la restaurazione, cioè il portare una quantità da un membro all'altro di un'equazione rendendolo positivo. Quello che noi ragazzi diremmo quando sposti un termine da un membro all'altro dell'equazione cambia il segno, no? Ecco, Jabr sarebbe lo restauri, lo aggiusti mettendolo dall'altra parte, e significa riparare qualcosa di rotto. E Muqabala è l'opposizione, questa qui è la sostituzione di due termini dello stesso tipo in entrambi i membri di un'equazione. Vuole dire confrontare quello che noi adesso diremmo, se hai un'equazione e ci aggiungi due cose uguali, resta uguale. Oppure ci togli da un'eguaglianza, togli due cose uguali, i due membri restano uguali. La traduzione, vengono tradotti in latino questi testi, in particolare questo fondamentale di Al-Khwarizmi, e si comincia a dire che l'incognita viene chiamata con res, il suo quadrato viene chiamato con census. Ancora non c'è la X arriva con Cartesio successivamente. La traduzione latina del trattato immette nella lingua due parole: algoritmus, che è il nome dell'autore da cui viene algoritmo, e poi Al-Jabr, che abbiamo visto, Al-Jabr al-Muqabala, e diventa l'algebra. Qui vediamo un tizio, Nicodò Lermo, siamo 4
XIV secolo, è un matematico, un fisico, un economista, un musicologo francese. È interessante perché siccome scrive in francese oltre che in latino, è creatore della terminologia musicale e matematica francese. Cominciano le lingue romanze ad avere, diciamo, ad esprimere anche la scienza. Voi ricorderete che Galileo fu criticato per aver scritto in volgare, in italiano, certi libri di scienza, tra cui il principio dei massimi sistemi, il dialogo dei massimi sistemi. Siamo nel 1300, quindi il XIV secolo, comincia a crearsi la terminologia nelle lingue romanze. Ma quello che è interessante, scrive un Tractatus de configurazione qualitatum et motum, ed è il primo che comincia a fare dei grafici, quello che noi diremmo fagli assi cartesiani. Li chiama latitudo e longitudo, ed è il primo. Poi Cartesio userà le coordinate, ma questo è il primo. Eppure, vediamo questo. Allora, questo ve lo racconto. Lui prova a fare un grafico, prova a mettere in ascissa i tempi e in ordinata le velocità. Si accorge con le mani, cioè dal punto di vista pratico, misurando, disegnando, che l'area che sta sotto è lo spazio percorso. Chi studia ingegneria o è al primo anno, ultimo anno di liceo scientifico, forse penultimo, o primo anno di una qualsiasi facoltà scientifica, gli viene detto che l'integrale della derivata è la funzione di partenza. Ecco, e allora se ho la velocità che è la derivata dello spazio, se faccio l'integrale della velocità ottengo lo spazio. Ecco, fare l'integrale della velocità significa, detto in parole povere, calcolare quell'area che vedete sotto. Ecco, noi siamo al XIV secolo, è il primo che si accorge di questo, e però non riesce a capire del perché. Siamo ancora lontani dal calcolo differenziale, ci vogliono ancora 2 secoli. Ecco, però è il primo che si accorge di un fatto del genere. Si occupa anche di procedimenti infiniti, in particolare di serie numeriche. La serie armonica, che è quella che un mezzo più un terzo più un quarto più un quinto. Lui è il primo che dimostra, fare sempre più in fretta, si è cominciato a scrivere così, alla fine si è scritto così. Quindi il nostro più proviene da un et che poi è stato un ricciolino e poi il ricciolino è sparito. Ecco, questo qui probabilmente è le prime volte si trova nei codici di Oresma, quindi o lui o chi li ha copiati ha introdotto il segno più. Il segno meno è più facile, quello era il minus. Si scriveva minus, è un modo per scrivere minus. Il segno per viene successivamente e i segni diventano stabili soltanto con la stampa comincia con 1454 e allora, dato che ci siamo e siamo in provincia di Treviso, l'arte dell'abaco è il primo libro a stampa, 10 dicembre 1478. Un manualetto per chi vuole occuparsi di mercatanzia. Insegna l'addizione, che come la insegna la seconda elementare, con il riporto, e dice che la sottrazione non può dare un numero negativo, maggiore o minore non può fir cavato, e viene insegnato il metodo col prestito che si fa in seconda elementare. Poi il per
viene introdotto così in quel libro. Fate conto questo. Cosa si insegna ai ragazzini? Si insegna a fare questo prodotto, poi 5x2, no? Allora, per ricordarsi che si deve fare 5x2 e per ricordarsi che quando passo a questa devo ricominciare a fare 4x3, ancorché siano in due colonne diverse, scrivo così. Il per molto probabilmente proviene da un prodotto di 2 cifre per 2 cifre, per ricordare che si fa la moltiplicazione ciascuna per le altre. Dato che l'Università di Padova probabilmente è quella in cui tutti gli studenti andranno, ci si potrebbe chiedere, ma la matematica a Padova quale cammino ha avuto? Bene, fondata nel 1322, non esisteva una cattedra di matematica, un insegnamento di matematica. Era tutto mescolato con l'astronomia, l'astrologia, la filosofia, in qualche modo la medicina. Ecco, il primo che insegnò una cattedra di astrologia, astronomia e quindi anche nella matematica a Padova è Pietro d'Abano. 1257-1315, fu filosofo, medico e astronomo, astrologo. Fece una brutta fine perché accusato di eresia, come spesso chi era un astrologo, morì in carcere in attesa di processo, cioè il processo breve non c'era neanche a quell'epoca là. Però poi fu condannato, per cui fu riesumato il suo cadavere e fu bruciato come usava allora. Questo chi è stato a Padova lo ricorda. Qui c'è tanta matematica dietro a questa combinazione in cui ci sono i modi degli pianeti allora conosciuti. Forse qualcuno li conosce. Dondi dell'orologio, Giovanni Dondi dell'orologio, a cui è intestata anche il palazzo e questo orologio qui, che si chiama Dondi dell'orologio proprio per aver costruito, pianificato e costruito un orologio così, è del 1300. Chi è attento alle date si accorge invece che questo è un rifacimento, quello che vedete a Padova è un rifacimento quattrocentesco, perché vedete qua il leone di San Marco, Padova si dà alla Repubblica di Venezia nel 1405, quindi tutte le cose in cui vedete a Padova il leone di San Marco è roba successiva al 1405, quindi questo è un rifacimento quattrocentesco di tutto il macchinario. Qui vedete Cardano, il quale a quanto pare non studiò mai matematica, studiò arte, studiò medicina, è però il primo che scrive qualche cosa sulla probabilità. Allora, il problema della probabilità in una situazione, come dire, oscurantista, come si fa a prevedere il futuro se il futuro è sulle ginocchia di Dio? Chi cerca di prevedere il futuro è un eretico, un ateo, persona di cui non bisogna fidarsi. Cardano scrive invece un libro sul gioco dei dadi e fa un sacco di conti di probabilità. Allora, una cattivissima applicazione di questo sono le tabelle dei ritardi che anche l'automatica l'ufficio del Ministero delle Finanze che propone le estrazioni del lotto, che sono addirittura 3 volte alla settimana, l'Enalotto addirittura, pubblica il bollettino dei ritardi, ma non vuole dire niente. Un numero può avere ritardato, non essere comparso per 100 settimane, alla 101esima estrazione la probabilità che esca è la stessa di prima. Se sono 90 numeri è un 90esimo la probabilità che esca. Però uno suppone, ma dovrebbe, man mano che passa il tempo, una volta uscirà questa volta qui. Ecco, non è vero, il problema è sempre, la proporzione è sempre 1 su 90 dei numeri del lotto.
Però Cardano scrive il primo libro sulla teoria della probabilità. Teoria della probabilità non è il calcolo delle probabilità, una teoria della probabilità. Poi sarà sviluppata con Laplace, poi sarà la legge dei grandi numeri. Ecco, Cardano è il primo, siamo metà del 1500. Cartesio ha permesso di alzarsi tardi, l'abitudine che manterrà tutta la vita, ha sempre freddo, tant'è vero che muore poi nel 1650 perché la regina di Svezia lo convoca a Stoccolma per fare il suo, diciamo, essere il suo filosofo. Lui c'ha freddo e muore di polmonite. Vedete lui, qui è un frate che è stato il suo consigliere, e lui pensa la scienza profondamente nuova, la pensa mentre durante una campagna militare sogna. È la prima concezione del discorso sul metodo. Viaggia, viene anche a Venezia, va a Roma, prende parte all'assedio della Rochelle. Forse chi è ancora appassionato ai 4 moschettieri e 3 moschettieri ricorderà che il cardinale Richelieu assalta l'ultima piazzaforte ugonotta nel 1627-28, ultima piazzaforte ugonotta in Francia, e a questo partecipa addirittura il cardinale come comandante delle truppe in prima persona, e partecipa anche Cartesio. Forse voi ricorderete che 30 anni prima c'era stata, 50 anni prima, la strage di San Bartolomeo, gli Ugorotti erano stati sterminati dai cattolici, poi c'è stato Enrico IV che dice Parigi va bene una messa, e diventa cattolico e quindi riesce a conciliarsi con le gerarchie e nobiltà cattolica francese. Gli Ugorotti ottengono come garanzia alcune piazze forti che poi i cattolici man mano gli mangiano, e l'ultima è questa qua. Esce nel 1937 il discorso sul metodo. Perché nel 1937? Lo aveva pensato molto prima, ma siccome nel 1633 c'è la condanna di Galileo da parte del tribunale ecclesiastico, aspetta che si calmino le acque, e la prima frase è ben nota: il buon senso è la cosa meglio distribuita perché tutti credono di avercene più degli altri. E poi nella geometria propone la geometria analitica, e in queste meditazioni metafisiche appare per la prima volta la frase cogito ergo sum. Allora qui saltiamo, visto che siamo oramai abbastanza avanti col tempo, saltiamo tutta una serie di cose e chiediamoci questo. Ve ne faccio vedere soltanto alcune. Allora, forse vi chiederete, funzione, quando è che esiste il termine funzione? Funzione ci pensa Leibniz, fine del 1600. Insieme, la teoria degli insiemi nasce nella ultima parte del 1800. Qui vi pongo un certo signore, siamo ai primi del Novecento, che si occupa dei fondamenti della teoria degli insiemi e pone questo problema. Dati infiniti sacchi, ciascuno con infiniti fagioli, è possibile fare la minestra di fagioli prendendo un fagiolo da ogni sacco? Allora, questo non è una ipotesi, è un modo di scegliere una teoria degli insiemi, perché il dire che non conosco come sono fatti i sacchi, non conosco qual è la legge con cui scelgo un fagiolo da ogni sacco, e tuttavia sono sicuro che posso scegliere un fagiolo da ogni sacco, è un modo di permettermi di costruire un insieme
senza dire come è fatto. Ne posso parlare delle sue proprietà, anche se non so come è fatto. Beh, in genere noi insieme, se devo sapere chi c'è dentro e chi non c'è, conoscere l'insieme significa sapere come è fatto, sapere se un elemento ci appartiene oppure no. Allora, se io ho infinite paia di scarpe, è facile pigliare una scarpa da ogni paio, piglio sempre la destra. Ho infinite paia di calze, e qui non c'è differenza tra destra e sinistra, trovo un'altra legge con cui scelgo un calzino da ogni paio. Il dire non mi interessa di sapere la legge, non ve la dico neanche, ma di sicuro ce n'è una che mi consente di prendere un calzino da ogni paio, oppure qui, di sicuro c'è una legge che mi consente di prendere un fagiolo da ogni sacco. Posso parlare della zuppa di fagioli anche senza sapere come è fatta. Questa è la cosa più generale della teoria degli insiemi che fino adesso c'è. Si può parlare di un insieme. Voi direte, e i miei professori di matematica, quindi vi parlo gente che era nata agli inizi del 1900, non ci credevano a questo, cioè rifiutavano questo postulato, ritenevano che si dovesse dimostrare. Invece è semplicemente un modo di essere degli insiemi. Io posso parlarne anche se non so come sono fatti. E questa è la cosa più grossa della teoria degli insiemi che si può dire anche adesso. Abbiamo parlato di dimostrazione e abbiamo visto tante dimostrazioni nella nostra scuola media. È buona una dimostrazione che è fatta col computer? 1977 ci fu un problema che era il problema dei 4 colori. Se o no una carta politica geografica ha bisogno di 4 colori soltanto se si vuole sempre tenere distinti 2 stati che confinano. Bastano 4 colori per disegnare la carta senza che mai 2 stati confinanti abbiano lo stesso colore. Bene, è la prima volta, 1977, in cui per dimostrare che ne bastano 4 si utilizza un computer. È buona una dimostrazione fatta col computer? È una cosa che ha fatto discutere, ovviamente. Adesso si dice tranquillamente di sì, si dice che è sicuro perché si fa la prova con vari programmi indipendenti, danno lo stesso risultato. Ecco, però è tutto un altro modo di ragionare. Vi ricordate che abbiamo parlato del ragionamento ancora all'epoca di Euclide o all'epoca di Ippocrate di Chio? Il ragionamento fino all'arrivo del computer era quello fatto con la testa. Poteva essere sbagliato, poteva essere un errore di difficile ritrovamento che si nascondeva nelle pieghe della dimostrazione, però era sempre fatta una dimostrazione fatta con l'ingegno umano. L'affidare una dimostrazione al computer è uno dei grandi problemi di cui adesso ci si occupa. Ci sono delle teorie che garantiscono la correttezza di una dimostrazione, ma che una dimostrazione sia sbagliata, ci sono programmi che lo trovano, e che sia per forza giusta non è detto. Quello è uno dei grossi problemi ancora del millennio attuale. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. Il diviso dei 2 veniva detto in quello che noi adesso diremo come parte di diviso, ed era semplicemente 2 puntini in cui era scritto così. Era scritto prima così, poi è cominciato ad essere scritto così,
e poi in conclusione è stato scritto così. La linea di frazione invece, quella è più facile perché era scritto frazio e poi si è cominciato a scrivere così e poi si è cominciato a scrivere così. La radice è quella banale, è radix, però se guardate nei cosi di Cardano e di Bombelli che già parlava di radici di equazioni, quella lì la scriveva così. Prima scriveva Rx per dire radix e poi è cominciato e Bombelli scriveva radix e poi metteva qui sopra quello che stava sotto radice. Quindi avessi dovuto scrivere la radice di 1425 avrebbe scritto così. Poi hanno cominciato a scrivere radix, la R di radice, e poi per dire quello che ci stava sotto hanno semplicemente prolungato questo. Quello che viene, se volete, è con la stampa che si codificano questi simboli. Prima della stampa molti facevano come gli pareva, cioè siccome si leggevano 4 e 5, 4 et 5, il modo di scriverlo poi era affidato allo scrivano di turno. È con la stampa che diventano standard le notazioni.